Sesta corsa dall'Arco Veggio, il centrale del pomeriggio, un confronto per cavalli anziani di categoria C e D, autostart in movimento. All'1 Bip Bip MTT Lorenzo Talpo, 2 Corcovado VP dell'Annunziata, 3 Dubai Jet Sandro Miraglia, 4 Crizza Antonio Di Nardo, 5 Etereo Jet Alessandro Gocciadoro, 6 Candei Greppi Marco Stefani, 7 Dolly F Riccardo Pezzatini. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio e sono partiti. È veloce Crizz che si porta al comando nei confronti di Corcovado, in terza posizione all'esterno Etereo Jet, in corda rimane Bip Bip MTT che precede Dolly F, quindi Candei Greppi alla retroguardia Dubai Jet. Crizz è in vantaggio sulla prima piegata, Etereo Jet prova a puntare in avanti 200 in 14,7 con Crizz che guida. Un po' ardente nelle mani di Antonio Di Nardo, si presenta all'esterno Etereo Jet che chiede e sembra poter ottenere strada dopo 400 metri passati in 28,9. Etereo Jet al comando nei confronti di Crizz, la terza posizione per Corcovado, poi Bip Bip MTT, Dolly F, Candei Greppi. Si viene al passaggio davanti alle tribune, 600 in 43,4 per Etereo Jet che è in vantaggio, Crizz in seconda posizione. Poi Corcovado, quindi Bip Bip MTT, prova ad avanzare all'esterno Candei Greppi. Se ne vanno così 800 metri iniziali in 58,1. Si va sulla curva di destra con sempre al comando il netto favorito Etereo Jet che guida nei confronti di Crizz. Poi Corcovado, Candei Greppi che avanza all'esterno quando siamo nei pressi del chilometro, che viene passato dal leader in 1,13,7. Frazione comoda in 15,6 per la curva di destra. Etereo Jet in vantaggio all'esterno, Candei Greppi, poi Dolly F in corda Crizz, quindi Corcovado e Dubai Jet a 400 dalla conclusione, la rete line 14,6, Etereo Jet che prova ad allungare, Candei Greppi all'esterno un po' in difficoltà, in corda c'è Crizz, quindi Dolly F che viene in terza ruota all'imbocco della retta d'arrivo, è in vantaggio Etereo Jet nei confronti di Crizz, poi Candei Greppi. Si difende Etereo, Crizz che ci prova in open stretch, Etereo Jet è in vantaggio, Crizz di dentro che insiste, passa, Crizz vince nei confronti di Etereo Jet, al terzo posto Candei Greppi, 29,6 ad arrivare per il successo di Crizz, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori della scuderia Cumana, 1,13,4 il ragguaglio cronometrico, tutto facile per Crizz, Etereo Jet che era di galoppo nelle false, non preciso tutta strada, Crizz lo batte come vuole in retta d'arrivo, a fermare, vince nei confronti di Etereo Jet che è secondo, mentre scorrono le immagini per il terzo posto, ancora tutta strada all'esterno, Candei Greppi.